Ciao ragazzi, ci eravamo lasciati tra acciacchi e zecche, ma ormai è acqua passata e siamo tornati più in forma che mai. A non essere informissima è il meteo. A causa del maltempo e delle nevi persistenti, queste ultime settimane sono state segnate da continue deviazioni. Passando per le Prealpi Giulie siamo giunti a Prato di Resia e dopo salite e discese mozzafiato a Sella Nevea, dove le cime erano tutte imbiancate. Dopo una breve pausa a Valbruna ci siamo rimessi in marcia verso il rifugio Nordio, al confine con l'Austria. In un susseguirsi di pioggia, nebbia, sentieri dissestati, guadi improvvisati, siamo arrivati all'incantevole Baita Winkel. Il giorno dopo è il sole. Arriviamo a Cason di Lanza, dove nel 2013 è passato il Giro d'Italia, e con una fuga degna di Nibali saliamo al rifugio Fabiani. Il sole e un paesaggio da cartolina ci fanno compagnia fino a Timao, giusto in tempo per la festa della capra, tra fisarmoniche, dialetti carinziani e tanto buon formaggio. La traversata della Carnia si conclude con la nostra fedele nuvoletta Fantozziana, un grande classico. E proprio in quest'ultimo tratto friulano tocchiamo con mano gli effetti vivaia, l'uragano che ha sconvolto il Triveneto lo scorso ottobre. Interi boschi di pini e abeti sono stati rasi al suolo. L'atmosfera è davvero triste, farsi strada non è semplice. Ritorniamo a valle accompagnati dal mormorio del Piave fino a Sappada, ultima tappa di questa incredibile regione che è il Friuli Venezia Giulia. Il giorno dopo siamo in Veneto e, manco a dirlo, piove. Sentiero bagnato, sentiero fortunato, no? Non si dice così? E su con la vita!